con tombini o blocchi di cemento armato usato come ariete, commercianti esasperati, 3 persone fermate in flagranza e arrestate. Noto avvocato di Mestre costretto alle cure del pronto soccorso dopo essere stato aggredito e picchiato da un rider esagitato che non voleva salire a portare le pizze, il secondo caso in 2 settimane. I carabinieri hanno arrestato un 63enne di Mestre, violento nei confronti della moglie per non aver rispettato il provvedimento di allontanamento da casa. La polizia postale sta indagando sulla chat con contenuti pedopornografici in cui si sono ritrovati senza saperlo decine di ragazzi della scuola media di Martellago. Nuove concessioni balneari e guerra a Jesolo. Il sindacato italiano balneari annuncia che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento. Scontro con Federalberghi e Confcommercio. Il granchio blu potrebbe presto colonizzare anche le battigie del nostro mare. L'allarme lanciato dal consigliere regionale Marco Dolfin. Immergersi in una fiaba con l'immagine di una delle più belle feste veneziane in maschera. Venezia Reflection tra balli e coreografie nella cornice di Cassagredo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca con quanto accaduto a Mestre. In una notte di tentati assalti e arresti, 3 fermati in flagranza, un tombino e un pezzo di marciapiede in cemento armato usati come ariete. Hanno spaccato la vetrina del negozio vicino, hanno tentato di spaccare la nostra, per fortuna non ci sono riusciti perché abbiamo la vetrina antisfondamento e poi il Prix, da quello che ho capito. Notte di tentati raid tra catene di Marghera lungo via Trieste e a Chirignago in via Milanese. 3 le attività prese di mira dai banditi che prima con un tombino, poi con un pezzo di cemento armato, forse scardinato dal marciapiede, hanno tentato i 3 assalti poco dopo l'alba di venerdì scorso. Lì c'è la pietra che hanno utilizzato per spaccare la vetrina, però prima di tentare di spaccarla hanno fatto questo lavoro qui perfettamente circolare, probabilmente utilizzando uno strumento specifico. Cioè, è questo che mi aveva colpito ieri quando ho visto la vetrina, la modalità è di persone che insomma sapevano cosa stavano facendo. È che a doppio antisfondamento, quindi non ci sono riusciti. Per la farmacia si tratta del secondo raid nell'arco dell'ultimo anno. Sì, è la seconda in 2 anni, è già successo l'anno scorso, la stessa cosa abbastanza simile. A sventare le incursioni i vetri antisfondamento sia della farmacia che del primo negozio assaltato, quello cioè che vende capsule di caffè in via Trieste, ma la vera sentinella che ha dato l'allarme perché svegliata dai forti boati dei colpi sulle vetrate è stata una residente. È stata la nostra vicina, che è già la seconda volta, che è una persona meravigliosa, è stata svegliata e ha chiamato immediatamente la polizia. La stessa residente che con grande senso di responsabilità anche nel 2023, sempre chiamando la polizia, aveva permesso di impedire ai banditi il precedente colpo. Solo che la scorsa volta non è stata fermata la persona che insomma colpevole, mentre questa volta per fortuna la polizia è riuscita a prendere i malviventi. I 3 malviventi colti dei poliziotti in flagranza di reato e arrestati mentre tentavano il terzo assalto al vicino supermercato sono stati subito processati per direttissima. Si tratta di 3 veneti, un 20enne di Campo San Piero, ora in carcere visti i precedenti a suo carico, un 19enne di Chirignago ai domiciliari e un 31enne di Spinea già a piede libero. Aggredito e picchiato da un rider esagitato, vittima un noto avvocato di Mestre, è il secondo episodio in 2 settimane. Aggredito, preso a pugni in faccia con spintoni e parolacce dal rider che gli ha pure strappato la maglietta. Tanta inaudita violenza perché il rider non voleva consegnare le pizze al primo piano, peraltro come da ordine già precedentemente pagato con l'app Gestit. Vittima l'avvocato mestrino Matteo D'Angelo che, soprassedendo alle furiose ire del rider, pur essendo sceso al pian terreno ed essersi difeso, ha rimediato 10 giorni di prognosi. È accaduta a Mestre la sera di San Valentino, con il legale costretto a chiamare la polizia per ben 2 volte e ora costretto a portare il collare cervicale, come da diagnosi del medico del pronto soccorso, visti i diversi politraumi accertati, tra cui anche quello allo zigomo, al labbro, con edemi all'orecchio.
Cercava proprio lo scontro fin dalla polemica iniziale, ma non pensavo potesse sfociare in tutto ciò, racconta l'avvocato raggiunto al telefono. Oggi preferisce restare a casa con i suoi figli. Sono terrorizzati e impauriti, dice. È andata bene perché fortunatamente ho corporatura che resiste, aggiunge raccontando di come subito dopo l'aggressione il rider si sia ripresentato sotto casa per attaccarsi al campanello, suonare e insultare tutta la famiglia all'impazzata. Episodio denunciato anche a Just Eat, che di tutta risposta ha inviato una lettera di scuse all'Acqua di Rose. Stando ai medici del pronto soccorso si tratterebbe del secondo episodio a Mestre nell'arco di una settimana. Il rider violento potrebbe essere lo stesso e quindi sarebbe pure seriale. A inizio febbraio il Tribunale Civile di Venezia aveva imposto ad un 63enne di Mestre un provvedimento di allontanamento immediato dalla casa familiare dove vivono anche i figli per le violenze ripetute nei confronti della moglie dalla quale si stava separando. Lui però, ritenendolo ingiusto, non l'ha rispettato e per questo è stato arrestato dai carabinieri. Durante l'udienza di convalida gli è stata poi applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. La polizia postale sta indagando sulla chat con contenuti pedopornografici in cui si sono ritrovati senza saperlo decine di ragazze della scuola media di Martellago. Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere. Complice l'importazione dei contatti in rubrica nella chat, ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Ne abbiamo già parlato con i ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma di riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni perché poi si chiedevano ma tu di dove sei? Però di questo non ho certezza. È un fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato di fatti, io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro erano stati avvertiti da altri genitori che avevano trasposto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno con i figli perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti. Sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte le nostre raccomandazioni vengono disattese. Polemica infuocata dopo la gara per le nuove concessioni balneari a Jesolo, definendo sconcertante il coinvolgimento del suo rappresentante territoriale, il presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton. Il SIB, Sindacato Italiano Balneare, ha annunciato che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento. In attesa della nuova stagione, sulle spiagge di Jesolo, Tiraria di Bufera, il SIB, Sindacato Italiano Balneari, ha annunciato che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento della gara di concessioni balneari, una gara definita illegittima e dannosa. Il SIB ritiene sbagliata e azzardata la messa a gara di concessioni demaniali in assenza di una regolamentazione nazionale, senza un'adeguata tutela dei concessionari attualmente operanti e in aperta violazione di una legge che la vieta.
Quello che non capiamo è come siano stati valutati appunto i parametri, soprattutto della storicità e della professionalità dei gestori e dei concessionari uscenti. Sostenuto da Lega Forza Italia e altre due liste civiche, Renato Martin era candidato sindaco nelle ultime comunali vinte da Christopher De Zotti, anche lui imprenditore nel ramo turistico, alla testa di una coalizione capitanata da Fratelli d'Italia. Renato Martin ha partecipato alla gara con una società che fa riferimento ai consorzi Casabianca, Bafile e Augustus. La nostra era una società che aveva proposto questa domanda di concessione con una finalità non di lucro, ma appunto di reinvestimento di tutto quello che naturalmente era l'introito, garantendo una prosecuzione di quello che era la qualità del servizio e la storicità. Il sindacato dei balneari definisce sconcertante il coinvolgimento del suo rappresentante territoriale, il presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton, in stridente contrasto con la linea del SIB nazionale. Tra chi oggi esprime preoccupazione c'è anche Cristian Rampazzo, titolare dell'unica azienda di produzioni balneari ad alto contenuto tecnologico nel territorio di Jesolo. Al tempo del Covid creò un protocollo di sanificazione certificato. I concessionari entranti non so da dove si approvvigioneranno e ci auguriamo che quanto prima, perché siamo già a febbraio inoltrato, si possa partire con il lavoro, con la produzione, perché sono costretto altrimenti a mettere in cassa integrazione il personale e quindi sono molto preoccupato. Granchio blu dopo il fermo pesca di 14 cooperative del Delta del Po. A Chioggia è forte la preoccupazione per l'ipotesi colonizzazione lungo le battigie del mare. Il granchio blu, considerata la sua grande capacità di adattamento ai nuovi ambienti, potrebbe presto colonizzare anche le battigie del nostro mare. Il grave allarme lanciato dal consigliere regionale Chioggiotto Marco Dolfin. Figuriamoci se la presenza del granchio blu possa insistere anche sulle nostre battigie, diventerebbe veramente un disastro. Dunque il problema della pesca si può anche ripercuotere con la presenza anche del granchio blu e nel periodo estivo. Motiva le ragioni della sua preoccupazione. Perché l'adattamento del granchio blu ultimamente dimostra veramente una possibilità di, diciamo così, di presenza sempre più costante e continua. Dunque, non per volermi ripetere, ma il rischio è che veramente da un problema che riguarda la pesca si ripercuoti anche su un problema del turismo e sarebbe una ricaduta veramente pessima per l'intera regione. Il granchio blu potrebbe dunque diventare anche un problema sul fronte turistico e come ricaduta sulla balneazione veneta. Abbiamo l'industria del turismo nel nostro Veneto parla di 72 milioni di presenze, di cui 32.000 va sulla balneazione, sulle realtà del nostro litorale. Da Chioggia la forte preoccupazione dopo i primi stop alla pesca di vongole sul delta del Po, nella vicina Porto Tolle, vista l'invasione di granchio blu risvegliatosi a causa dell'innalzamento delle temperature marine. Fermo pesca che si traduce con lo stop al lavoro per 14 cooperative, vale a dire un esercito di quasi 1.500 famiglie a casa. Conche di navigazione, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao chiede esenzione dal pagamento per il settore della pesca già in estrema difficoltà. C'è preoccupazione soprattutto tra i pescatori all'indomani dell'incontro svoltosi sulle conche di navigazione in cui si è palesata la possibilità che potrebbero essere a pagamento. Nulla in contrario per il sindaco di Chioggia, che però chiede si pensi alla categoria dei pescatori già fortemente in difficoltà. È giusto comunque parlarne, anche per non essere impreparati quando saranno ovviamente riconsegnate al termine dei lavori, però fin da subito è bene chiarire che il mondo della pesca sia escluso dal pagamento del transito in queste conche di navigazione. Per il primo cittadino è importante parlarne da subito, anche perché le situazioni che potranno delinearsi saranno diverse, quindi servirà del tempo per capire come gestirle al meglio. La pesca però, ribadisce, va lasciata stare. Che i lavori saranno consegnati non prima di 2 o 3 anni.
Quindi ovviamente tutti gli enti interessati, le associazioni di categoria di vari settori, chiaramente del mondo del lavoro, ecco, pesca, parlo delle navi commerciali, è giusto trovarsi, parlarne, discuterne, però chiaramente ci sia, non dico un occhio di riguardo, ma ci sia ovviamente l'esenzione per i nostri pescatori di Chioggia, che sono già messi ovviamente in difficoltà dalle norme europee. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Quella di Papa Francesco a Venezia sarà una visita che offrirà numerosi spunti di riflessione sulle tante questioni del nostro tempo. Così il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che parla di una riflessione che andrà oltre i credo religiosi. È una bellissima notizia quella che abbiamo appreso qualche giorno fa e sarà un evento eccezionale per Venezia e per tutto il Veneto, per sentire il suo messaggio e per riflettere attorno alle questioni che ci pone. La visita di Papa Francesco a Venezia il 28 aprile offrirà una straordinaria occasione di riflessione su vari temi. Una riflessione che, secondo il segretario regionale del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, va oltre la fede religiosa. Per i credenti e anche per i non credenti, Papa Francesco è un punto di riferimento del nostro tempo, della società contemporanea, per tante questioni che ha evidenziato prima di tutti. Penso al tema della sostenibilità ambientale, penso al tema degli ultimi, dei poveri, alla necessità di realizzare una grande solidarietà o fratellanza. Papa Francesco sarà in piazza San Marco e alla Basilica della Salute, ma anche e soprattutto sarà la prima volta che un pontefice visiterà un'installazione della Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia. Bergoglio si recherà al padiglione della Santa Sede, allestito nel carcere femminile della Giudecca, e avrà le detenute come guida. Il Papa Francesco ha posto per primo molti temi legati agli ultimi, ai più deboli, a quelli che devono avere un percorso di riabilitazione. Penso che la sua visita in questo senso al carcere avrà un grande significato, così come la sua visita alla Biennale, per ribadire la centralità della cultura nella società contemporanea come fattore di crescita, di coesione, di capacità di avere una visione comune. La guerra in Medio Oriente, flash mob in piazza Fretto a Mestre per chiedere un immediato cessate il fuoco. Basta con la strage degli innocenti. L'Ampi provinciale di Venezia, insieme al coordinamento in marcia per la pace, ha promosso un flash mob in piazza Ferretto a Mestre per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. Il flash mob doveva svolgersi il 24 febbraio, rispondendo all'appello di Europe for Peace e della coalizione della pace giusta di Assisi, ma è stato anticipato di fronte alle conseguenze potenzialmente devastanti sulla popolazione civile, come hanno dichiarato i ministri degli esteri del G7, di un'ulteriore operazione militare israeliana su vasta scala a Rafah. Noi di fronte a questo imminente, probabile ulteriore bagno di sangue, carneficina, catastrofe umanitaria, abbiamo deciso di anticipare e di organizzare oggi questo flash mob per cercare, per quello che possiamo, da cittadini, come associazioni, come organizzazioni sindacali, essere qui in piazza per cercare in qualche modo di sollecitare le istituzioni per fermare questa carneficina, per proclamare il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Attivisti come Bernardino Mason di In Marcia per la Pace hanno annunciato l'inizio di un digiuno. Si stanno massacrando soprattutto persone innocenti, persone che non possono fare altro, non hanno più nessuna via di fuga, e questo non lo possiamo accettare. Continueremo questo digiuno fino a che lo possiamo, finché le nostre forze ci concederanno, per il cessate il fuoco. Vogliamo che si fermino immediatamente le armi e che finisca questa strage. Ed ora immergiamoci in una fiaba con le immagini di una delle più belle feste veneziane in maschera. Venetian's Reflections, una fiaba che prende forma, diventa realtà nella splendida cornice di Cassagredo, uno dei magnifici palazzi del Settecento affacciato sul Canal Grande, per dar vita alla festa di Carnevale in maschera realizzata dal grande Stefano Nicolao.
Un crescendo di magia in un caleidoscopio di artisti di varie discipline, dai cantanti lirici ai contorsionisti, ballerini, acrobati e commedianti, in un interrotto succedersi di tableau che portano il mondo e i riflessi della città a un pubblico internazionale. Ospiti d'onore della serata Caterina Murino, Bond Girl in Casino Royale e madrina della 70ª Mostra Internazionale del Cinema, insieme al grande Red Canzian con cui Nicolao ha collaborato per la realizzazione dei costumi di Casanova, Opera Pop e The Voice. La festa si è conclusa con danze scatenate in ricordo di una magica notte di riflessi veneziani. Si avvicina l'insediamento di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale di Venezia. Sarà un presidente veneziano a tempo pieno Pietrangelo Buttafuoco non appena si insedierà alla presidenza della Biennale di Venezia, momento previsto tra pochi giorni, per i primi di marzo. Si avvicinano i tempi del suo ingresso alla guida della Biennale. In questi giorni Buttafuoco ha preso casa a Venezia, in centro storico, segnale forte di come il giornalista, saggista e scrittore catanese voglia interpretare il suo mandato e essere presente in modo stabile, non solo per brevi periodi o nei momenti clou in città. Intanto, il 29 febbraio, il presidente Roberto Cicutto, presidente dei Record, presiederà l'ultimo suo consiglio di amministrazione del quadriennio con l'approvazione del bilancio. Lo stile e la preparazione di Cicutto, di altissimo profilo istituzionale, mai sopra le righe, competente e sempre improntato alla massima collaborazione, ha riscosso grandi apprezzamenti a livello romano e governativo in questo periodo, in primis l'elogio del ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano, e l'esperienza dell'ex presidente di Cinecittà potrebbe risultare preziosa in futuro, anche per altri ruoli importanti di primo piano a livello nazionale. In platea anche il suo successore Buttafuoco. Come avverrà questo passaggio di consegna qua adesso? Non c'è una modalità in cui avverrà, c'è un dialogo, una conversazione che stiamo facendo, mica per suggerirgli dei contenuti, ma perché è giusto che quando si passa il testimone si diano tutte le informazioni che lui riterrà utile avere. Sui curatori scelti, Cicutto dice: I curatori della Biennale, non solo di arte e architettura, intercettano l'aria del tempo. Certi temi come decolonizzazione e decarbonizzazione sono, più presenti. Io credo che tutto questo sarà un grande contributo. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, previsioni per domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nelle ore più calde, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature in aumento, minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-17 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo coperto inizialmente, a seguire rasserenamenti con alcuni tratti soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige anche in questo caso avremo molte nubi con al pomeriggio qualche schiarita. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.